Buonasera, buonasera a tutti, grazie al trio 3F, primi grandi pionieri del divertimento della storia. Questa sera il primo riconoscimento andrà ad Alfonso Amicabile, che inizia nel 1965 con il Dancing La Caneva, la prima discoteca sul lago di Garda. Poi nei primi anni 70 inizia il fenomeno del cabaret con tanti personaggi di successo e grandi artisti di settore. Alla fine degli anni 70 il primo grande polo e club tennistico che ospiterà sul lago manifestazioni sportive di carattere nazionale. Poi il 1980 vede la nascita del parco Caneva vero e proprio, con la realizzazione 2 anni dopo del primo scivolo, il Super Splash, e poi la grande piscina ad onde e il Kamikaze, ancora oggi presenti. Anni dopo Caneva diventa sempre più grande, si arricchisce di numerose attrazioni acquatiche, lasciando spazio anche a spettacoli di livello internazionale. Il parco continua la sua evoluzione con lo Stukas, uno scivolo unico nel suo genere con 32 metri di altezza e una pendenza di quasi 90 gradi. Viene riconosciuto come lo scivolo più alto d'Europa. Poi nel 1996 viene effettuato un restyling del parco, viene realizzata una tematizzazione davvero incredibile con una finissima sabbia bianca e con splendide palme verdi che danno l'idea di essere quasi in una isola dei Caraibi. Ma divertimento anche la sera nei 2 ristoranti a tema, il Medieval Times con cena e torneo e il Rockstar Restaurant, museo della musica con la formula All You Can Eat. E non solo, nel 2000 parte il progetto Movieland Park, quello che diventerà il primo parco dei divertimenti interamente dedicato al mondo del cinema, con set cinematografici, interamente dedicato dunque al mondo del cinema, con spettacoli, attrazioni e show unici nel suo genere, proprio legati al mondo del cinema. È pronta adesso quasi la novità del 2015, si chiama Diabolic in Vertigo, è un imponente roller coaster, pensate, con un'altezza che arriverà a 52 metri e con 90 km all'ora di velocità. Adrenalina pura, ci saranno 3 inversioni, 2 avvitamenti e 1 giro della morte. Insomma, tutte queste attività valgono il primo premio che consegniamo questa sera. Sul palco ci raggiunge Alberto Farinon a ritirarlo per Alfonso Amicabile. Cosa vuol dire, insomma, avere una struttura così grande, che sfida è anche, no? In un periodo come questo, proporre il divertimento? Salve, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per l'invito, ringrazio Stefano Nicotra e Enrico Bianchini per questa grandissima opportunità. E a nome appunto di Alfonso Amicabile, che questa sera non può essere qui per impegni innanzitutto legati al lavoro, ma anche proprio per una vicissitudine che è legata a una cena aziendale, e appunto a nome suo vi ringrazio appunto per questo importantissimo premio, una sfida appunto molto importante. Io ci terrei a dirlo, proprio tra pochissimo nel 2015 questo grandissimo uomo Alfonso Amicabile festeggerà i 50 anni di attività. Infatti, come abbiamo detto, il tutto è nato il 5 giugno del 1965 e proprio nel 2015, il 5 giugno del 2015, ci sarà una grande festa proprio per ricordare questi 50 anni di attività. Una festa molto importante perché appunto tutto forse è nato, non dico per caso, però questo grande uomo è partito appunto anticipando un po' i tempi, legati allo sport, al mondo dello spettacolo, al primo parco acquatico italiano un po' legato a tutte queste grandi attività, e ancora oggi, nonostante i periodi, nonostante le difficoltà economiche che ci sono, tutto continua ad essere portato avanti, e lui con lo stesso entusiasmo di 50 anni fa sta continuando appunto a lavorare.
Vi posso assicurare che le difficoltà sono tante perché quest'anno è stata una stagione molto difficile, prima di tutto per le condizioni climatiche che non hanno favorito non solo Caneva World ma anche un po' tutto il comprensorio del lago di Garda, quindi sentendo anche il paragone con altri parchi, purtroppo il tempo è stato la causa appunto principale un po' di questa crisi economica, però la lotta, la sfida continua e si va sempre avanti, si cerca sempre di migliorare in tutto quello che si può fare e dunque appunto vi ringrazio veramente di cuore per questo premio e anche perché l'attività economica comunque spero che possa continuare non solo per Caneva World, per Alfonso Amicabile, ma anche per tutte le altre attività appunto che hanno bisogno appunto di collaborare. Grazie mille ancora. Allora, grazie ad Alberto, mi chiedo, ma provato il roller coaster già a 90 km all'ora? Allora, ci siamo quasi perché adesso è arrivata un'azienda tedesca che ha già fatto il montaggio, quindi tutta la parte di montaggio è pronta. C'è adesso un bel lavoro legato appunto a tutta l'attività elettronica e meccanica. I primi di febbraio ci potrebbero già essere i primi giri di collaudo, quindi io sono già partecipe, magari manca poco, dai, con l'anno nuovo sicuramente ci proveremo. Al prossimo premio arriva con i capelli come i miei. Grazie ad Alberto Farinon, ecco la consegna ufficiale del premio dal promoter della serata Stefano Nicotra e il premio va ad Alfonso Amicabile, il primo premio di questa sera. Grazie Stefano e grazie anche ad Alberto che è venuto a ritirare la scheda del prossimo premio, poi solo in fondo vi svelo il nome di chi è la persona a cui va il riconoscimento. Nasce a Desenzano del Garda l'11 agosto del 48, conosce la Francia, la Germania, l'Inghilterra dove lavora presso strutture turistiche e commerciali. Successivamente aggiunge ai suoi traguardi scolastici anche il diploma come tecnico delle attività alberghiere. Insieme al fratello Vittorio sviluppa l'impresa di famiglia, le strutture alberghiere che oggi portano il marchio Cerini Hotels, sono 6. Hotel Olivi, l'Hotel Eden a Sirmione, il Parco Hotel, l'Hotel Nazionale e il Castello Belvedere e la Residence Il Sogno a Desenzano del Garda. In termini di ricchezza per il territorio, il marchio Cerini significa una capacità ricettiva di circa 600 posti letto e un numero di posti di lavoro superiore alle 100 unità. L'amore per il territorio e per la ricerca di condizioni favorevoli ad uno sviluppo culturale, sociale ed educativo dell'ambiente in cui vive lo portano a svolgere anche parecchie funzioni istituzionali. È inoltre fondatore e presidente del Consorzio Albergatori Hospes di Sirmione per la valorizzazione e promozione della penisola del Benaco ed è presidente del Consorzio Alberghi Sirmione Acque Termali, con il quale ha stipulato un accordo con Terme Sirmione SpA nel 2012 realizzando il primo acquedotto per la distribuzione dell'acqua termale agli hotel aderenti al Consorzio per progetti di riqualificazione e realizzazione di centri benessere con acqua termale sulfurea salso-bromo-iodica nel territorio. La stessa passione culturale ed educativa che lo ha spinto verso le istituzioni lo porta a collaborare costantemente con il mondo della scuola e in particolare con l'Istituto del Tecnico Commerciale Bazzoli Polo di Desenzano del Garda per il quale svolge alcune docenze di marketing territoriale e analisi del contesto turistico. Il nostro riconoscimento va a Franco Cerini. Al centro del palco prima di ritirare il premio, ma io le chiedo come è venuta l'idea delle acque termali, dice, anziché portare gli ospiti alle terme, portiamo le terme agli ospiti. Ma guardi, l'accordo con la società Terme è stato un accordo complesso e difficile, perché complessa e difficile è la materia, ma noi ritenevamo che avevamo il diritto come albergatori di essere imprenditori come la società delle terme. Abbiamo cominciato questo percorso in maniera, come dicevo, difficoltosa. Abbiamo avuto dalla nostra parte il garante della concorrenza, che era Catricalà, ve lo ricorderete senz'altro, col quale abbiamo avuto rapporti diretti, e lui stesso ha ammesso che non sono ammesse posizioni dominanti. Quindi avevamo il diritto di fare gli imprenditori in maniera uguale o in maniera diversa alle società terme. Quindi abbiamo cominciato questa trattativa che è durata 3 anni, consideriamo l'aspetto termale un must in più per i nostri alberghi, tant'è che sono già 6 gli alberghi aderenti al consorzio e altri 10 o 15, e auspichiamo e speriamo di poter fare di Sirmione la cittadella del benessere. Qual è stata la reazione del pubblico a questa novità di
trovare clienti, insomma, di trovare questo tipo di servizio? Beh, porto un esempio semplicissimo dell'albergo dove abito io, uno dei 6 alberghi che abbiamo. Beh, noi prima stavamo aperti ormai 7-8 mesi solo, adesso siamo aperti quasi 12 mesi, chiudiamo 15 giorni, abbiamo chiuso adesso per regolare un po' gli aspetti tecnici termali perché vi sono dei problemi, chiudiamo 10 giorni a gennaio, in realtà siamo aperti 11 mesi all'anno, con 30 famiglie solo nel nostro albergo che lavorano, solo nell'albergo nel quale noi siamo, ecco, sulla punta di Sirmione. E allora complimenti e il riconoscimento Grazie. a Franco Cerini, consegna ufficiale. Grazie. Le tolgo il microfono, guardi, le prendo il microfono, foto ufficiale al centro del palco per il fotografo, restate un attimo, foto ufficiale per il nostro fotografo con la consegna del riconoscimento per il Gran Gala del Garda. Grazie a Franco Cerini. Grazie ancora. Mentre... Il prossimo riconoscimento va a una persona che è nata a Bedizzole il 15 agosto del 1955, laureato in medicina e chirurgia ed esercita l'attività di medico di base e odontoiatra. Si è dedicato alla politica dal 1985 nel suo comune natale, rivestendo varie cariche: consigliere comunale Lonato del Garda dal 2000 al 2005, consigliere della provincia di Brescia per il mandato 2000-2009, dal 2005 è sindaco della città di Lonato del Garda, dove sta portando a termine il suo secondo mandato. Grazie a scelte importanti adottate in questi anni, Lonato ha maturato e rafforzato una propria identità nel contesto gardesano. Da ricordare la particolare iniziativa di variazione della denominazione comunale da Lonato a Lonato del Garda, con un suffisso che connota in modo più immediato la collocazione geografica di questa città. La riqualificazione del sito archeologico della Fornace Romana, la sigla di una convenzione che ha dato il via ad una stretta collaborazione con la Fondazione Ugo da Como per la promozione dello sviluppo turistico e culturale. Non solo, perché dal 2007 è presidente della società Garda 1 SPA, l'azienda che prosegue un progetto globale di risanamento delle acque del lago, trovandosi a capo di una compagine sociale di 28 enti. Grazie al grande lavoro ambientale, il lago di Garda è divenuto, tra i bacini europei di acqua dolce, uno dei migliori per la qualità delle proprie acque. Numerosi traguardi raggiunti dal suo insediamento, tutti accomunati dall'obiettivo di tutela dell'ambiente, garanzia della qualità dell'acqua, sensibilizzazione pubblica ai temi dell'ecologia e miglioramento generale della qualità della vita. Ed ancora molto in cantiere, tra cui di spicco il progetto generale di riqualificazione del sistema di collettamento e trattamento dei reflui della sponda gardesana bresciana, con l'eliminazione della condotta sublacuale. Il premio e il riconoscimento va a Mario Bocchio, che però non è con noi questa sera. Ecco, chiediamo a Gianluigi Rainieri, non è con noi questa sera per un lutto in famiglia, giusto? Sì, appunto non ho potuto essere presente stasera perché ha avuto proprio recentissimamente un'improvvisa scomparsa del fratello, e per cui si scusa dell'assenza, ma non riesce proprio a essere qui. Allora noi affidiamo a lei il premio da portare a Mario Bocchio, il sindaco di Lonato. Intanto la ringraziamo per essere stato qui con noi questa sera, grazie mille per... Allora, noi andiamo a vedere a chi diamo il prossimo riconoscimento. Nato nel 1938, ha iniziato a lavorare all'età di 15 anni aiutando lo zio al lido cornicello di Bardolino. Poi nel 63 la svolta, apre l'attività in proprio commercializzando acque minerali e liquori. Nel 1969
con la moglie Giovanna, sposata un paio di anni prima, viene inaugurato sul lungolago di Bardolino il famoso Bar Gelateria Cristallo e negli anni successivi gestisce le due aziende con grande impegno economico e fisico. Qualche anno più tardi lascia ai fratelli la ditta di commercializzazione e distribuzione di acque e liquori e con la crescita dei tre figli allarga l'offerta su Bardolino, aprendo nel 1987 il piano bar Mimosa, sempre sul lungolago, poi nel 98 il caffè pasticceria Bardolino nella centralissima piazza Matteotti. Ultima arrivata nel 2001 la profumeria Laura, con la quale viene diversificata la proposta commerciale. Per un decennio ha anche ricoperto la carica di amministratore a Bardolino, contribuendo alla crescita non solo economica ma anche turistica, strategica ed urbana della cittadina lacustre. Nel 2009 è stato insignito anche del titolo di cavaliere. E allora invitiamo qui con noi questa sera il cavaliere Vito Pasqualini. A lei il microfono. Allora, stavamo leggendo Una vita lavorando. Esatto. C'è mai stato un momento in cui ha detto adesso sono un po' stanchino? No, sempre stato, c'ho voglia di lavorare. Ecco, quindi adesso altri progetti, quindi pronti dopo questo riconoscimento per un ulteriore sviluppo? Io personalmente direi di no, vediamo i miei figli cosa hanno in mente di fare nel prossimo futuro. E allora, andiamo alla consegna ufficiale, riprendo il microfono. Certo. Solo una cosa per dire che io sono uno dei suoi clienti. Come tutti i veronesi, al lago d'estate non si può non andare a Bardolino e Cristallo. Allora, dal cliente la consegna ufficiale del premio per Vito Pasqualini. Riprendo io il microfono così possiamo fare la foto senza il disturbo del microfono per la consegna ufficiale del riconoscimento del Gran Galà del Garda del 2014. Grazie ancora Vito Pasqualini e complimenti per le attività e i successi di una lunghissima carriera. Grazie a premiare con il prossimo riconoscimento. Lui è nato a Bussolengo il 7 dicembre del 77, residente a Calmasino di Bardolino, ha debuttato nella prima squadra del Chievo Verona nella stagione 95-96 in Serie B. Riserva il primo anno, conquista il posto da titolare nel secondo anno, nel quale segna anche la sua prima rete. Al termine della stagione 96-97 viene acquistato dalla Juventus, poi esordisce in Serie A con la squadra bianconera il 5 ottobre 97 in occasione di Juventus-Fiorentina. Quindi passa al Napoli, ritorna al Chievo nel gennaio del 98. Nella stagione 98-99 viene ingaggiato dal Lecce in Serie B, gioca 36 partite, segna una rete in casa proprio del Chievo, partita vinta 2-1 e decisiva per la promozione in Serie A del club salentino. Poi passa all'Udinese in Serie A dove accumula 41 presenze, nel 2002-2003 viene acquistato dal Modena con la quale gioca 5 partite, prima di venire ceduto a gennaio al Verona, in quel momento in Serie B. Nel 2003-2004 tornò al Napoli, con il quale disputò il campionato di Serie B da titolare, poi venne ingaggiato dalla Regina in A, contribuendo alla salvezza della squadra calabrese. In quel campionato, il 6 novembre 2004, segnò un gol importantissimo alla Juventus, decisivo per la squadra Amaranto, con una punizione sorprendendo dalla lunga distanza Gianluigi Buffon. Nel 2005-2006 viene ingaggiato dalla Sampdoria in Serie A, dopodiché gioca in numerose squadre italiane di Serie B e Serie C, Spezia, Crotone, Spal. Il 2 settembre 2012 passa alla Società del Trento e da questo campionato gioca per il Bardolino nel campionato di eccellenza. Il prossimo riconoscimento va a Marco Zamboni. Benvenuto. Allora, cedo un attimo il microfono, ti chiedo di venire qui al centro del palco. Ti cedo il microfono perché ci diamo del tu. Tu arrivi proprio a 2 giorni dalla partitissima, insomma, quella che tutti stanno aspettando. Come la vive chi ha giocato da una parte e dall'altra? Tranquillamente, io tengo sia al Chievo che al Verona perché avendo giocato sia al Chievo che al Verona insomma il mio cuore è qui ed è per questo anche che sono tornato a giocare praticamente a casa, praticamente a Bardolino, quindi ci tengo ulteriormente, ecco. Ecco, secondo te questo campionato insomma, è iniziato benissimo per il Verona, un po' più difficile per il Chievo, si stanno un po' riequilibrando però no? le situazioni delle due squadre. Ma sì, credo che sì, un po' in generale il campionato si è equilibrato verso il basso, a mio parere, qualitativamente parlando. Spero e credo che tutte e due le squadre del nostro territorio si riescano a salvare facilmente
Questo è un augurio che faccio io, perché insomma è sempre patrimonio nostro che insomma tutte e due queste squadre riescano a stare nella maggior serie. E allora, complimenti per la lunga carriera, la militanza anche in tutte le squadre che abbiamo citato, ed è con la consegna ufficiale del riconoscimento del Gran Galà del Garda per Marco Zamboni. Grazie mille ovviamente, e grazie anche a Brigitte Marini, che è vicepresidente della Proloco di Torri del... Nato a Povigliano Veronese il 30 dicembre del 1957, si è laureato in Scienze Forestali nel 1982 presso l'Università di Padova, è docente di Scienze Naturali presso il Liceo delle Scienze Umane Carlo Montanari di Verona, e come naturalista collabora dal 1977 con il Museo Civico di Storia Naturale di Verona. Nel corso delle spedizioni naturalistiche cui ha preso parte a partire dagli anni '80 in qualità di biospeleologo, ha scoperto numerose specie e generi nuovi per la scienza, tra le quali, ecco, e qui adesso la situazione si va difficile, Osellasoma, poi chiedo se ho detto giusto, Cauduroi, che di solito insomma in onore di chi scopre le specie viene assegnato il nome, nuovo genere, nuova specie di millepiedi cavernicolo dell'area gardesana baldense. Di recente ha concentrato la sua attenzione sullo studio e conservazione della biodiversità sia in ambito locale sia nelle foreste tropicali. Autore di una sessantina di pubblicazioni scientifiche, nel 2004 ha fondato la World Biodiversity Association Onlus, di cui è presidente onorario. In veste di editore con WBA Onlus ha curato la pubblicazione di numerosi volumi, tra i quali Le piante di Francesco Calzolari del professor Daniele Zanini, dedicato all'eccezionale biodiversità del Baldo Garda, riconosciuta fin dal Cinquecento. Nel 2010, anno internazionale della biodiversità, ha proposto Biodiversity Friend, la prima certificazione per valutare la conservazione della biodiversità in agricoltura e indirizzare il mondo produttivo verso una prospettiva di sostenibilità. Anche alcune aziende agricole e vitivinicole dell'area gardesana hanno recentemente mostrato interesse per questo protocollo. E quindi posso invitare sul palco per consegnare il prossimo premio Gianfranco Cauduro. Allora, complimenti al centro del palco. Allora, ho individuato questo nome o ero lontanissimo? Osellasoma Cauduroi. Allora, ecco, ma la cosa incredibile, no? Che molti di noi ancora non lo pensano, ma non riescono magari a immaginarlo, ma in realtà c'è ancora un mondo da scoprire là fuori, no? Direi che conosciamo ancora molto poco della biodiversità del mondo. Praticamente i naturalisti hanno catalogato solo un quinto della biodiversità, circa 2 milioni di specie hanno un nome e un cognome, diciamo. E quindi altre 8 milioni sono in attesa di essere descritte, ed è per quello che noi come associazione facciamo spesso spedizioni in Sud America, in Borneo, in altre zone, in Madagascar, in altre zone del mondo dove la biodiversità è molto elevata. La cosa forse però che non tutti sanno è che noi siamo nel cuore della biodiversità in Europa, perché l'area del Garda, Montebaldo e montagne diciamo vicine al Garda sono ricchissime di biodiversità. Si calcola che abbiamo almeno la metà della biodiversità, cioè di tutte le specie animali e vegetali dell'Italia, pur essendo in un territorio piuttosto ridotto, diciamo. Allora direi che c'è ancora molto da fare, consegniamo questo premio in previsione anche di un grande lavoro futuro a Gianfranco Cauduro, che è qui con noi questa sera. Consegna ufficiale del promoter della serata Stefano Nicotra, grazie mille ovviamente e grazie per la partecipazione. Consegniamo il box anche per conservare adeguatamente a casa il premio del Gran Galà del Garda. Grazie mille. Stefano, noi siamo giunti al termine, abbiamo consegnato tutte le statuette che erano previste per questa sera. Allora intanto grazie per essere stati qui con noi. Cosa possiamo dire in chiusura? Che è la 10ª edizione del Gran Galà del Garda, il quale vede Torri protagonista per quello che può essere il tema lacustre, che è il lago di Garda. Torri del Beneco e il lago di Garda vivono assieme in un simposi, e quindi mi sembrava giusto, in compagnia col Comitato d'Onore, quindi alle province di Verona, Brescia e Mantova, di avere questo appuntamento per portare a conoscenza una verità imprenditoriale, produttiva e promozionale di persone che con la loro attività hanno portato Lago di Garda protagonista
oltre all'interno delle province, ma anche all'interno della propria regione, quindi della propria nazione e anche all'estero. Importante è far vedere in questo momento delicato della vita quotidiana, dove ci sono famiglie che cercano di un posto di lavoro, dove si cerca di portare la spesa a casa per la propria famiglia, vedere queste persone che con fatica all'interno di un'economia che frena, cercare di dar posti di lavoro, dare del lavoro e produrre lavoro, e grazie a quello che noi abbiamo l'oggetto più prezioso, che è l'Ago di Garda, col proprio turismo, con le proprie sue caratteristiche. Quindi mi sembrava giusto portare questa realtà a Torri del Benaco e poterla promuovere a fianco di un'amministrazione comunale, a fianco di una Proloco, a cui ringrazio che ha organizzato la serata, a fianco di attività e associazioni locali, oltre di Terro anche lacustri, che possono osservare quello che tanta gente riesce a fare. Un esempio su tutto, di cui saluto e con affetto di queste persone che sono venute qua, che tutte a loro modo hanno una loro caratteristica, ma da buon lacustre veronese, un saluto affettuoso do per i 50 anni del 2015 dell'amico Alfonso Amicabile, di cui saluto con affetto e di cui dico bravo, perché anche se ha 50 anni di lavoro è come fosse il primo anno di lavoro, quindi gli faccio i miei migliori complimenti, come lui a tutti quelli che in ogni caso hanno partecipato a questo evento.